Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi a Nana Splash del vostro Manetto Veneziano. Oggi parleremo di quello che dei prossimi eventi che succederanno, che ci impregneranno la vita, che ci condizioneranno la vita per il semplice fatto che ormai siamo in questo periodo importante 2020-2029. eh, Molte persone mi contattano un pochettino spaventate perché insomma incominciano a capire che dopo questo periodo di Covid, questo rialzo dei costi della vita in modo importantissimo, incominciano a capire che bisogna fare qualcosa di importante. Qui verso uno dei volumi per i grimori e rituali magici, no? Perché è interessato, perché vedo che c'è sempre più persone interessate a questa materia, proprio perché hanno capito che chi comanda l'eterico comanda il mondo. Noi adesso stiamo entrando in questa fase durissima in cui vediamo la Russia, questi eserciti dell'est che stanno cercando di invadere l'Ucraina, cioè l'hanno già invasa, ma l'Europa direi, e stanno cercando di influenzare in modo potente l'economia di ogni famiglia. Quindi ogni famiglia che ci crediamo o no, che sia ricca o meno ricca, è stata e sarà influenzata da questi costi aggiuntivi delle materie prime. Quindi un periodo, come diceva un anno fa, che il vostro Marietto, che incontreremo in Italia almeno 14 milioni di nuovi poveri, una nuova tipologia di povertà. Ma questo non finisce qui perché ci sono campanelli di allarmi che la Cina vuole invadere entro il 2027 Taiwan. Quindi si sta disegnando una guerra a livello mondiale importante, una guerra che potrebbe essere definita la terza guerra mondiale. Per il momento sembra tutto fermo in Ucraina, ma l'evoluzione è sempre in modo purtroppo entro il 2029 negativa. Quindi che cosa fare le persone che seguono il Marietto? Beh, andare nel sito del capitano, scaricare gratuitamente i circuiti radionici per la difesa delle forze dell'ordine, soprattutto dell'esercito e di quant'altro, sono gratuiti. Poi per chi può permetterselo, un bel ciondolo magico o un sigillo 6 di Marte e per chi e qui metto in evidenza il sigillo di Mosè, che vi ricordo Mosè è stato vissuto 3000 anni prima più o meno di Salomone e questo sigillo serve per difendere le cose materiali delle persone. È consacrato alle persone, ma riguarda soprattutto casa e terreni. Se qualcuno pensa che non potrà andarsene via nel periodo dell'invasione dei russi, quando arriveranno nel nord Italia, allora il Marietto consiglia questo sigillo. Per quegli altri invece che vogliono incominciare a mettersi appunto oh, a studiare la materia esoterica, anche se vi consiglio sì, di iniziare, però di non pensare che è una cosa facile, non è una cosa del New Age della serie vogliamoci tutti bene, angioletti colorati, e, insomma quelle cose da paroline magiche. Qui la situazione sta diventando veramente difficile. Quindi, se volete, il libro che ho messo prima, perché in sovraimpressione, cioè in sovrappressione in diretta, è un piccolo inizio per costruire dei grimori e dei riti magici importanti. È edito dalla Rebis. Bene, cari amici, cosa posso dirvi di più? Seguite sempre il De Gara Maletto Veneziano, se volete un consulto sono 20 € 45 minuti, il numero lo vedete sopra impressione e il Marietto è sempre qui per voi e ricordatevi i circuiti radionici quadranti radiestesici che sono nel sito del Capitano. I link sono sotto qui nella descrizione. Bene, grazie cari amici e alla prossima.